Sindaco di Cabras, Andrea Avis, oggi la conferenza stampa di presentazione di un evento che da sagra diventa festival. Sì, è un passaggio che racchiude in sé diversi momenti di innovazione, segni di un percorso che sta progredendo verso un consolidamento dell'evento. L'evento si sta strutturando con la partecipazione di nomi particolari, grandi nomi della cucina, grandi nomi della cultura enogastronomica, figure che abbinate a momenti di laboratorio, momenti di show cooking e anche ai momenti convegnistici ci danno un'aggiunta, un plus valore molto importante nel processo che è l'obiettivo che intendiamo raggiungere, di valorizzazione massima di questo prodotto che non va da solo, è un prodotto che trascina con sé filiere di produttive agricole di grande importanza per Cabras, per questo territorio di tutti i comuni dell'Oristanese e che si dimostrano eccellenti. Parlo per esempio dei vini, ma abbiamo il riso, abbiamo gli altri prodotti della trasformazione ittica, abbiamo tutti i prodotti della trasformazione agricola e quindi l'olio. Tra i vini, per esempio, si coglie l'occasione in questo festival di prendere in mano un vino che ha bisogno di un grande recupero perché lo merita, è un fattore di grandissima unicità, quindi di eccellenza e di identità di questo territorio, che è il vino vernaccio. Ecco che quindi questo festival, al quale abbiamo tenuto tantissimo, porta con sé innovazione, è innovato perfino il periodo, quindi lo stiamo realizzando nella prima decade di settembre, spostandoci quindi verso un turismo di maggiore qualità, di maggiore ricercatezza e anche perché probabilmente riusciamo a intercettare un fenomeno turistico che altrimenti avremmo potuto perdere in un mese che evidentemente non ha la stessa intensità turistica di agosto.